Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal commentone veneziano, ragazzi, Leeds United, ultime partite di campionato, ragazzi, siamo andati un po' avanti, le ultime 3-4 giornate le ho giocate io. Attenzione un attimo, e c'è il gol incredibile del Birmingham, siamo a 6 punti di vantaggio sul Chelsea, 2 giornate dalla fine, basta un punto, ma il Birmingham è già in vantaggio, molto bene. In Champions League siamo usciti molto male con Real Madrid, ai quarti chiaramente. Insomma non ho neanche registrato, volevo registrarla però ho perso 4-2, 3-1 e ho detto sinceramente volevo risparmiare le bestemmie comendiane. Però stiamo giocando il campionato, sarebbe l'unico trofeo di questa stagione, però sarebbe bello. Siamo partiti dalla B e in 3 anni arrivare a vincere la Premier. Basta un punto. Anche il Chelsea magari non è, e chiaramente il Chelsea deve vincere tutte e due, quindi il campionato il 90% è nostro ragazzi, la tensione è altissima, sarebbe una cosa meravigliosa portarlo. Dai ragazzi, chiudiamola subito con una bella vittoria, Cappos! 1-1 Leeds ragazzi, 1-1 Leeds. Siamo vicini a questo scudettone, a questa Premier League. Sarebbe bellissimo ragazzi. Oh Leeds United, Leeds United, oh Leeds United, oh Leeds... Oh Campos. Attenzione Les, bravissimo Les. De Bruyne, Yangambiwa, De Bruyne, Leeds... È stato incredibile quest'anno, Yangambiwa, Royce, Marco, Royce, 2-1 Leeds. Tensione, siamo proprio tranquilli chiaramente adesso, i tifosi del Leeds ormai sanno che lo scudetto è quasi nostro. De Bruyne, Kevinone, Leeds. Dorian, un Leeds veramente meraviglioso, in 3 anni è passato dalla Championship inglese alla conquista dello scudetto. Ocampos, tipo Werner. 3-1 signori, 3-1 per il Leeds United. Peccato ragazzi, peccato, purtroppo è andata male nelle coppe, siamo usciti subito nell'FA Cup, abbiamo perso in finale della Capital One e abbiamo perso i quarti della Champions League, però il campionato sembra nostro ragazzi. Continuate così. I tifosi del Leeds sono già pronti a fare invasione, ma manca ancora un tempo ragazzi, stiamo calmi, stiamo calmi. Fallo di Mapu Yangambiwa. Relax come, relax. Siamo quasi al 70°. I tifosi del Leeds stanno esplodendo ragazzi. Attenzione, c'è il palo! Mamma mia che rischio. Werner se ne va, Werner si invola. Dai fioi, dai. Royce in mezzo, Liso sbaglia. Veneziano non vuole fare cambi, il mister vuole dare ai titolari la gioia di festeggiare con i tifosi. Siamo al 67° ragazzi. Courtois recupera bene. Oh. Attenzione Werner! 4-1! Il Leeds è campione d'Inghilterra ragazzi. Il Leeds è campione d'Inghilterra. Oh. Siamo noi, i campioni dell'Inghilterra siamo noi. E c'è il Madonna, Courtois fa un miracolo qua. Mamma mia, i tifosi del Leeds sono già pronti a scavalcare le barriere ragazzi. Strottman, attenzione, Royce! Parata del portiere di Randolph. Largo, pista, arriva la capolista. Royce ancora, Madonna Doria. E Leeds sta chiudendo la stagione in maniera meravigliosa. Portiamo a casa. Mancano 10 minuti, i tifosi ormai sono pronti all'invasione ragazzi, siamo tutti pronti all'invasione, Veneziano è quasi in lacrime per aver portato il Leeds alla vittoria dello scudetto.
Spaventoso. Les. Strudmeier. Young ambigua, Royce, traversa di Ocampos. Sei minuti. Ragazzi, ormai è finita, L'ultima partita mettiamo le riserve e siamo campioni, cazzo. Ce l'abbiamo fatta, il veneziano è commosso, ecco lo striscione veneziano, sei il più bello allenatore del mondo, firmato tifosi del Leeds, eccolo qua ragazzi. Veneziano saluta il pubblico, siamo pronti all'invasione di campo e siamo campioni d'Inghilterra! Il Leeds è campione d'Inghilterra al termine di una stagione memorabile. Siamo noi, i campioni dell'Inghilterra siamo noi. Ho provato questa scommessa ed è andata bene, quindi alla fine è positivo. E niente, adesso vediamo un po' com'è stata l'ultima partita, vediamo un po' i risultati cumendiani in 3 anni e poi salutiamo tutti ragazzi. Tutti avere un po' di pazienza, sto facendo giochi impossibili, ma sto aspettando la MotoGP, sto aspettando anche il computer nuovo per fare altri giochi, quindi raga un po' di pazienza, ci saranno anche nuove serie in arrivo. Però sono anche pochi giochi onestamente, quello è anche un po' una rottura di balle purtroppo. Tanto qua adesso non finisce più sta cazzo di giornata, molto bene. Questa sera c'è delirio al Maracanã, yeah. Allora, vediamo un attimo com'è andata. Poi possiamo andare anche veloci, chi se ne fotte. Allora, vediamo un attimo. Abbiamo pareggiato 0-0, ormai la squadra è già tranquilla, andiamo a vedere storia. Ragazzi, risultati raggiunti, ragazzi, in 3 anni veneziano al Leeds ha portato un The Sky Bet Championship, una Capital One Cup, una FA Cup, una McDonald's FA Cup Community Shield, FA Community Shield e una Barclays Premier League. Quindi ragazzi siamo riusciti a portare a casa un campionato inglese con il Leeds United, è stata veramente una soddisfazione, c'è stato qualche aiuto chiaramente a rendere la serie un po' più divertente perché sennò era impossibile con un gioco così statico. E niente raga, un saluto del comandone veneziano, ringrazio tutti per aver seguito questo gioco che ripeto non era un gioco facile da realizzare e niente, ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano, commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.